E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento gli involtini alla siciliana. Curiosi? E allora, a un inno in cucina. Gli involtini alla siciliana sono un tipico piatto di carne ma anche di pesce che si usa fare solitamente in tutte le città della Sicilia. Ogni città ha la sua ricetta segreta, il suo piccolo ingrediente top secret, ma sono tutte quante le versioni molto buone e saporite. Si spazia da carne di manzo a vitello a maiale fino ad arrivare a delle fettine di pesce spada. Solitamente il pesce spada lo si usa nella zona del Messinese. Sono, come vi dicevo, tutte le varianti molto buone. Oggi vi presento la mia variante, che è sicuramente un po' personalizzata rispetto alla classica, ma come sempre vi posso garantire che è buonissima. Allora, andiamo subito alla presentazione degli ingredienti. Iniziamo ovviamente con la parte della ciccia. Oggi userò delle fettine di carpaccio di manzo, perché così vengono sottili e saporite. E andiamo adesso a tutti quanti gli altri ingredienti. Iniziando con del caciocavallo fresco, a seguire del limone verdello siciliano, caciocavallo stagionato e grattugiato, un po' di pinoli, fettine di cipolla e foglie di alloro, del marsala, uvetta di Corinto, che noi chiamiamo passolina, gli americani o gli inglesi chiamano raisin, poi della mollica di pane fresco e per finire del pangrattato. Come vedete, ingredienti veramente molto semplici, di facile reperibilità, e adesso non ci resta altro che metterci all'opera. Ovviamente, prima di ogni altra cosa, munitevi di due bei stecchini per poter così steccare i nostri involtini. E te fa pure un po' che in rima. Adesso mi sistemo un po' gli ingredienti e iniziamo subito a preparare questi buonissimi, golosissimi, ma più che altro semplicissimi involtini alla siciliana. Ma come sempre, prima di iniziare la ricetta, invito tutti quanti a mettere un like, a condividere questo video e più che altro a iscriversi al canale. È un modo per sostenere il mio canale in maniera tale che io possa continuare a pubblicare delle ricettine golose. Adesso, finito lo spot pubblicitario, cominciamo a travagliare! La prima cosa che dobbiamo fare, perché è quella che richiede un po' più di tempo, è andare ad idratare la nostra uvetta di Corinto. Niente di più semplice. Inseriamo all'interno il marsala e facciamola stare all'incirca una ventina di minuti, in maniera tale che possa assorbire i liquidi del marsala e aromatizzarsi. Nel frattempo che la nostra uvetta si riidrata, prendiamo un pentolino e inseriamo all'interno i pinoli. Dobbiamo farli tostare. Questa pratica è fondamentale per estrarre gli oli essenziali di tutta quanta la frutta secca. Tostati leggermente i pinoli, li trasferiamo in una bowl e inseriamo tutti i nostri ingredienti. Iniziamo con la mollica di pane fresco, poi caciocavallo stagionato, grattugiato, i nostri pinoli, l'uvetta di Corinto e il marsala ed infine grattugiamo zeste di limone. Mi raccomando, limone verdello siciliano. Una volta grattugiato il nostro limone, inseriamo anche il suo succo, dell'olio extravergine d'oliva, pepe nero e cominciamo ad impastare. Dobbiamo ottenere un impasto semimorbido, quindi non eccessivamente idratato ma neanche troppo asciutto. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Una volta abbiamo ottenuto il nostro ripieno, lo teniamo da parte e andiamo a prendere il caciocavallo fresco. Lo dobbiamo semplicemente tagliare a striscioline. Ok, abbiamo tutte le nostre basi praticamente pronte. Adesso andiamo a farcire gli involtini. Prendiamo le fettine che abbiamo a disposizione. Come vi dicevo, io in questo caso ho del manzo, ma potete tranquillamente usare della lonza di maiale, delle fettine di pesce spada addirittura, e perché no del vitello. Lo mettiamo su nel tagliere e cominciamo la procedura dell'involtino. Disposto l'involtino sul nostro ripiano da lavoro, magari lo metto al contrario con la parte più larga verso di me, ok,
Disposto il nostro involtino, iniziamo subito con la fettina di caciocavallo e poi inseriamo un po' del nostro ripieno. In questo modo. Dopodiché lo cominceremo a chiudere, stando ben attenti a chiudere anche i laterali, quindi il lato sinistro e il lato destro, e rotoliamo, rotoliamo, rotoliamo fino a questo punto. Dopodiché con le dita lo andremo un attimino a compattare. Lo compattiamo un pochino ed eccolo qua, il nostro primo involtino. E li andremo semplicemente a panare. Una panatura semplice semplice. Olio extravergine d'oliva in un piattino e pan grattato in una ciotolina. Prima nell'olio di oliva, facciamo andare via un po' di olio in eccesso e poi li tuffiamo nel pan grattato. Lo spargiamo in maniera omogenea il pan grattato su ogni involtino, compattandolo a sua volta, così daremo ancora più una forma regolare. E più che altro avremo un involtino compatto che non si apra in cottura. Ed eccolo qua, facciamo così con tutti gli altri involtini. Stecco e iniziamo con fogliolina di alloro seguita da un petalo di cipolla e poi un nostro involtino. Mettetelo così in maniera tale proprio che il petalo abbracci l'involtino e possa trasferire tutti i suoi sentori alla nostra carnuccia. Continuiamo così per tutto lo stecco, quindi sempre fogliolina di alloro in maniera tale che la cipolla e l'alloro riescano ad aromatizzare l'involtino, poi petalo di cipolla e altro involtino. Ed eccolo qua. Involtini pronti, bellissimi e profumatissimi. Adesso li dobbiamo semplicemente andare a cuocere. Ci sono due metodi di cottura: o in padella con un filo di olio e un coperchio, in maniera tale che la cottura sia più omogenea possibile, anche se le fettine sono molto sottili e la farcitura comunque è una farcitura già cotta, giusto per far sciogliere un po' il formaggio e dare una crosticina croccante ai nostri involtini, quindi pochi minuti in padella e va più che bene. Oppure adottate il sistema che adotto solitamente io, che è quello di metterle in una teglia foderata da carta forno e infornarli 180 gradi una ventina di minuti. Beh, davanti!